Gli accertamenti hanno permesso di verificare sia dall'analisi del sistema di videosorveglianza presenti sulla zona, su due delle zone interessate, sia dalla raccolta delle informazioni e degli accertamenti svolti dai carabinieri, che appunto i tre incendi, anche se avvenuti a distanza di mesi, tra il fine 2018 e inizio 2019, avevano comunque tutti la stessa mano, perché nell'abitazione di un soggetto sono stati rinvenuti un giubbotto e delle scarpe bianche simili a quelli che si vedono nelle immagini del sistema di videosorveglianza, oltre a una tanica da 20 litri idonea per il trasporto di liquido infiammabile che, sempre dalle immagini del sistema di videosorveglianza, si vede come strumento usato per appiccare l'incendio, mentre nell'altro soggetto sono stati trovati degli oggetti anche compatibili con gli episodi che hanno portato agli incendi. Avendo visto come gli elementi a suo carico erano abbastanza incontrovertibili, ha ammesso la propria responsabilità in merito a tutti e tre gli episodi, per motivi sia di natura economica che di natura sentimentale e affettiva nei confronti del proprio genitore. Bisognerà chiarire appunto il ruolo degli altri due soggetti che sono appunto coinvolti in questa indagine.